i saluti del direttore generale del progetto e che ci andrà a spiegare proprio la parte tecnica molto interessante, perché comprende anche di viaggi a Londra molto interessanti per l'interscambio culturale e di tutto quello che vi ho detto del turismo. Prego. Certo. Marco Palazzo, il direttore dell'ente bilaterale che ha progettato Veneto Cult, non può essere presente, quindi mi ha delegato per spiegare un po' il progetto. E tra l'altro anche ci saluta l'assessore, il neo assessore al turismo di Chioggia, che non poteva essere oggi a Chioggia perché è a Venezia, e saluta volentieri anche il progetto, che manderemo poi gli esiti e i contenuti della conferenza stampa per informare anche il Comune che in questa realtà territoriale nostra si continua a portare avanti i progetti finanziati dalla Regione. Veneto Cult, approvato il 30 maggio dalla Regione, è nato con l'idea di pensare non solo al turismo in generale, ma anche a un singolo target, che è quello del turismo culturale. Turismo culturale che nel Veneto, perché è un progetto veneto questo, hanno aderito una sessantina di aziende, dei partner non aziendali come la Camera di Commercio di Padova, il Comune di Abano Terme, il Consorzio di Chioggia per Chioggia, altre associazioni culturali e circoli culturali che fanno attività nel territorio veneto per quanto riguarda gli aspetti museali, gli aspetti legati alle tradizioni, al folklore, e quindi si cerca di mettere in rete, cioè cercare di fare delle reti di impresa che possano in qualche modo pilotare quelli che sono poi i turisti che cercano queste cose. E allora bisogna sapere quali sono gli strumenti per intercettarli, quali sono le attività da mettere in piedi che vengono riconosciute dai turisti poi come delle cose positive, e quelli poi di accompagnarli nel realizzare queste attività, se vogliamo, di intrattenimento per quanto riguarda un turista che viene in Veneto, e quindi attraverso dei corsi di formazione, delle consulenze individuali, delle consulenze anche di gruppo, si cercherà per ogni singolo segmento del turismo di formare e anche educare in qualche modo una nuova visione che non è per Chioggia in questo caso solo la spiaggia, perché se oggi c'è vento sono tutti in città, se c'è un movimento all'interno della città centro storico, all'interno del percorso culturale, all'interno di altri intrattenimenti, il turista che non può andare in spiaggia oggi magari perché c'è vento o è nuvoloso riesce a passare delle ore liete perché è in vacanza, e quindi si cerca che magari ci sono già queste cose, però mettersi in rete, comunicarle, e quindi anche l'importanza del lungomare, quindi della sede opportuna dove c'è appunto carne dell'accoglienza. Gli strumenti li abbiamo messi in piedi, mettiamo in piedi anche delle informazioni e della formazione, e tra l'altro, come aveva anticipato prima il presidente Giuliano Boscolo, il progetto prevede anche una mobilità, viene chiamata, cioè un viaggio studio a Londra. Perché Londra? Quando i progettisti hanno scritto il progetto hanno visto che Londra, solo con il segmento del turismo culturale, porta nelle casse complessive oltre 3 miliardi di sterline di fatturato, ed ha solo il turismo culturale 80.000 posti di lavoro solo nella metropoli di Londra. Quindi è un'ambizione altissima arrivare come Londra, che è la capitale. 80.000 posti di lavoro? Sì. Solo nella metropoli? Solo per il turismo culturale. Scusa, solo nella metropolitana, ho capito male? No, solo nella città, solo nella città metropolitana di Londra, quindi solo nella capitale inglese. E per 80.000 posti di lavoro non vuol dire solo camerieri, baristi, ma vuol dire anche inservienti all'interno dei musei, agenzie specializzate che accompagnano, promuovono, commercializzano il prodotto turistico e così via. Quindi quella è una capitale mondiale, proprio è riconosciuta come capitale mondiale, come fatturato e posti di lavoro per quello che rappresenta Londra. E quindi vedendo questo bisogna in qualche modo, attraverso il progetto, far capire quali sono le potenzialità, le opportunità e tutto quello che ne consegue rispetto alla nostra realtà. Quindi questo è il progetto. La consulenza che aveva anticipato, che mentre noi stiamo qui a presentare il progetto, è già iniziato, quindi vuol dire che il consorzio non vuole assolutamente perdere tempo, e
finita la stagione turistica si metteranno in piedi da settembre, ottobre, adesso dobbiamo ancora calendarizzare appunto un calendario di corsi che riguarderanno come corsi di formazione il marketing territoriale, l'utilizzo dei social network come strumenti di promozione, vendita, ma anche comunicazione con i clienti, la lingua inglese. E allora già, attenzione, prima Maurizio Franceschi ha detto continuiamo a fare progetti, perché a Chioggia dal 2012, verso il turismo del benessere, proseguendo con Stranger in Chioggia e con 4 stagioni, abbiamo toccato vari segmenti di quello che è il turismo complessivo. Quindi ogni 2 anni ripresentiamo un progetto che ha la durata di 1 anno e mezzo e abbiamo coinvolto oltre 150 allievi nei corsi, nelle consulenze eccetera, e una 60, 70, se non ricordo bene, di aziende locali, che quindi continuando a fare formazione arriviamo a Veneto Cult, che con i corsi non sono più corsi di formazione professionale o altri tipi, sono corsi proprio di specializzazione, quindi loro che hanno già fatto corsi che prevedevano anche le reti di impresa converso il turismo del benessere per la creazione di pacchetti turistici integrati, oggi abbiamo invece una specializzazione sulle reti di impresa, e quella non è più un corso di formazione ma proprio una consulenza di gruppo, cioè si sceglierà 6-8 aziende o anche di più per riuscire a fare consulenze di gruppo, ma ci saranno anche altri contenuti come il booking, la comunicazione, e collegare l'enogastronomia, che è il punto forte nel turismo italiano, quindi il turismo e cucina sono legati tra di loro, e anche trasformare la cultura come un club di prodotto, cioè quando si vende Chioggia si vende anche per la cultura. Quindi io mi fermo qua, ho un po' spiegato tutto, e il corso si svolgerà quest'inverno con l'obiettivo prima della prossima stagione di averlo già finito, quindi anche in tempi record, mettendo sotto gli allievi, in questo caso gli imprenditori dipendenti, ogni mese con delle attività diverse. Vi faremo fare però le vacanze di Natale senza problemi.